Benvenuti a tutti i tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle notizie del nostro club del preferito. Forza Napoli sempre! Ndoye se n'è andato e il Napoli, a quanto pare, sta correndo in Premier League alla ricerca di altri obiettivi, anche perché il Napoli ha diverse opzioni e non è rimasto con le mani in mano. Lo ha detto Umberto Chiariello nel suo editoriale per Radio CRC. Sono tutti buoni nomi. Se il Napoli vuole puntare su Grealish, Chiesa o Sterling, ha bisogno dell'aiuto di Conte. Conte deve capire che ha già 6 giocatori, ma a sinistra, dove Lang è già presente, potrebbe succedere quello che ha detto De Laurentiis in conferenza stampa. In altre parole, aspettare perché i prezzi devono scendere. Se Conte vuole uno di questi nomi, non potrà prenderli prima di fine agosto, a meno che il Napoli non faccia subito un'offerta seria. Altrimenti, sono i classici licenziamenti che avvengono solo a fine mercato. Lì, avrebbe potuto cederlo in prestito con ingaggio condiviso. Allora, sì, sarebbe un buon affare per il club. Il Napoli ha le risorse finanziarie, ma deve porre dei limiti. Non accetta tutte le condizioni. C'è un limite a ogni accordo. Metti mi piace al video così YouTube ti notificherà sui prossimi video del canale. Prossima notizia. Victor Osimhen è sbarcato in Turchia, pronto a iniziare una nuova avventura con il Galatasaray. L'attaccante nigeriano torna al club di Istanbul, questa volta a titolo definitivo, dopo una lunga trattativa tra Napoli e giallorossi. L'accordo tra i due club è stato finalizzato per un totale di 75 milioni di euro, 40 milioni di euro subito, più 35 milioni di euro nei successivi 12 mesi, più una quota del 10% sull'eventuale rivendita. All'aeroporto di Istanbul, Osimhen è stato accolto da una folla incredibilmente entusiasta, pronta ad accoglierlo come il loro nuovo idolo. Ora non resta che l'annuncio ufficiale. Queste le prime parole dell'attaccante nigeriano dopo l'atterraggio a Istanbul. Sono emozionato, non so come spiegare come mi sento. Sono tornato nel posto che amo e dove posso esprimermi al meglio. Ringrazio tutti i tifosi che sono venuti qui e hanno seguito il volo. Credo che darò il massimo a casa. Cosa ne pensi, tifoso del Napoli? Metti mi piace al video e iscriviti al nostro canale. Forza Napoli sempre!